Delle parrocchie della Marca colpite da vandalismi e furti come quelli clamorosi della banda che razzia le canne d'organo, si corre ai ripari, chiusure degli edifici, telecamere, allarmi e anche l'ipotesi di una vigilanza privata. Delitto di Anica Panfili, rimane in carcere Franco Battaglia, accusato di aver ucciso la donna, respinta l'istanza presentata dal suo legale Fabio Crea, deciso a ricorrere al Tribunale del riesame. 17 sindaci del Trevigiano e del Padovano colpiti dalle alluvioni di maggio e giugno siglano un documento per chiedere allo Stato e Regione ristori immediati ai cittadini e opere di difesa idraulica. L'appello: non possiamo più aspettare. Nello stesso giorno al via la campagna estiva di Lega e Fratelli d'Italia per spiegare ai cittadini i benefici dell'autonomia e il coordinatore veneto dei meloniani De Carlo rilancia anche Forza Italia scenda in piazza. Luglio da record per il Prosecco DOC con l'imbottigliamento che ha superato i 500.000 ettolitri, a mostrare invece i primi segni di crisi è il DOCG. L'appello: serve una linea comune nei mercati mondiali. Giancarlo Gentilini compie 95 anni, ieri sera festa e brindisi con gli alpini e stasera alle 21 l'attesa puntata speciale della nostra storia nella sua casa. Lo sceriffo si racconta ai microfoni di Lucio Zanato. Altro appuntamento con Antena 3 domani pomeriggio dalle 15:30 si rinnova la tradizione secolare del Palio di Feltre, tutte le emozioni della festa in diretta. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Treviso. Dunque ancora in primo piano, come ieri sera, i furti, le razzie delle chiese, come quelli clamorosi furti nella chiesa di San Trovaso, ma anche a Mogliano, lo vedremo fra poco, con la banda specializzata nel rubare le canne degli organi delle chiese. Dunque furti, vandalismi nelle chiese colpite, ma non solo, si cerca di correre ai ripari, non solo chiudendo, come in alcuni casi, le stesse chiese in orari diversi della giornata, ma anche con telecamere, con sistemi di allarme e anche con l'ipotesi di una vigilanza privata. I furti nelle chiese denunciano davvero una decadenza etica dei nostri tempi e sicuramente, visto che si ripetono, quella di servirsi degli istituti di vigilanza può essere sicuramente una soluzione. Vigilantes a presidiare le chiese. Nelle ultime settimane obiettivo di bande che puntano a rubare le canne degli organi, probabilmente poi per rivenderle. Colpi nel Veneziano, nella parrocchia di San Trovaso di Preganziolo, dove sono sparite 19 canne dell'antico organo ottocentesco, il parroco ha parlato di danno incalcolabile. A Mogliano, nella chiesa di San Marco Evangelista in Ronzinella, tra giugno e luglio i ladri hanno rubato 20 canne. Le parrocchie corrono ai ripari. Nella frazione di Preganziolo, Don Daniele Bortoletto ha annunciato che farà installare delle telecamere di videosorveglianza, ma nel frattempo ha deciso di rendere le due chiese, solitamente sempre aperte, accessibili solamente durante le funzioni religiose. Anche a San Marco Evangelista in Ronzinella, ad ottobre, in occasione dei lavori che interesseranno l'oratorio, verranno installate le telecamere e un sistema di allarme, ma si provvederà anche a chiudere l'organo con delle ante in legno e una serratura antiscasso. Ma a queste misure potrebbe aggiungersi la vigilanza privata con una collaborazione tra parrocchie e comuni. È necessario trovare i giusti termini, poiché il comune, comunque le amministrazioni comunali, avrebbero un beneficio dell'eventuale servizio di vigilantes, specialmente negli orari notturni, mentre i furti nelle chiese si stanno verificando durante il giorno. Un furto che colpisce tutta la comunità di Preganziolo per il valore artistico e culturale del bene che è stato danneggiato. Esprimiamo vicinanza al parroco Don Daniele, con il quale siamo in continuo contatto, dice la sindaca Stocco. Ci impegniamo a dare massima disponibilità per collaborare nelle indagini per arrivare presto all'identificazione dell'autore di questo odioso furto. Ricordo inoltre che la città di Preganziol ha ospitato per diverse annualità un importante festival organistico internazionale che proprio nella chiesa antica di San Trovaso ha avuto sede. Proprio per questo teniamo in particolar modo al valore, al pregio di quel bene e ci auguriamo che torni presto all'antico splendore. Intanto i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale a cui sono stati denunciati i furti sono al lavoro per identificare i responsabili e chiarire se si possa trattare della stessa banda che ha colpito anche in almeno 2 parrocchie del Veneziano e nel Bolognese. Preganziolo, Mogliano, l'organista delle 2 chiese prese di mira dai ladri lancia un appello ai responsabili. Cercate di comprendere cosa avete fatto e fatevi avanti. Chiedo a chi sa qualcosa, oppure magari sarebbe proprio il top, il massimo, a colui che o a coloro che hanno compiuto questo furto di almeno, non dico di ridare le canne, perché se sono state vendute
non si possono più ridare indietro, ma almeno di far sapere qualcosa. Manuel Copertino è l'organista della chiesa di San Trovaso di Preganziole e di San Marco Evangelista in Ronzinella, a Mogliano, le due parrocchie prese di mira dai ladri. Nella prima, martedì scorso, sono state rubate 19 canne nell'antico organo ottocentesco. Dalla seconda, invece, ne sono sparite 20 in una serie di colpi che sarebbero stati commessi in più giornate, probabilmente sempre di venerdì, quando la chiesa rimane aperta. Le canne mancano qui in questi buchi, diciamo, a cui basta sfilarle, si possono portare via tranquillamente, sono in una lega di stagno e piombo e possono valere tranquillamente, se ben tenute e soprattutto ben fatte, anche 200 euro l'una, soprattutto nell'organo antico dell'altra parrocchia. Mancano qui e anche dall'altra parte. 1.000-1.200 euro il valore economico delle canne rubate. Si fa sempre più concreta l'ipotesi che possa trattarsi della stessa banda che ha colpito anche in almeno 2 parrocchie del Veneziano e a Bologna. Ladri che sapevano esattamente cosa portar via. Se fosse stata un'altra persona avrebbe portato queste qui, che sono completamente in stagno, e non si sarebbe interessato delle altre. Infatti mancano note specifiche. Tra le ipotesi, quella che chi ha rubato le canne possa rivenderle o assemblarle per creare uno strumento ex novo da mettere sul mercato a prezzi anche elevati. In passato dalla chiesa di San Marco Evangelista erano state rubate 2 statue, mentre le scorse settimane si erano verificati atti di vandalismo con il danneggiamento della pedaliera dell'organo, che almeno fino ad ottobre non sarà utilizzabile, costringendo gli organizzatori a rinviare i concerti che erano in programma tra ottobre e novembre. Però non si può fare niente appunto fino a quando non verrà sistemato. Addirittura è stato rotto il motore e le canne di legno del lato dell'organo erano manomesse. E adesso parliamo del delitto di Anica Panfile, uno dei femminicidi più terribili che la Marca ricordi. Rimane in carcere Franco Battaggia, accusato di aver ucciso la donna. È stata respinta l'istanza presentata dal suo legale, Fabio Crea. Il GIP Carlo Colombo ha respinto l'istanza presentata dall'avvocato Fabio Crea, legale di Franco Battaggia, il 77enne accusato di aver ucciso Anica Panfile, la 21enne trovata morta nelle acque del Piave a Spresiano. Insomma, il titolare della pescheria El Tiburon rimane in carcere, soddisfatto il legale del compagno della vittima. Ho sentito subito il signor Luigino De Biasi, il quale ha accolto questa notizia con piacere, perché il suo timore era che nell'eventualità venisse revocata la misura detentiva, il signor Battaggia si allontanasse. Ora attendiamo l'udienza di novembre, spiega l'avvocato Fabio Amadio. Intanto il difensore di Franco Battaggia, l'avvocato Fabio Crea, ha annunciato di presentare ricorso al Tribunale del riesame e, se necessario, alla Corte di Cassazione. Il legale nell'istanza aveva argomentato che l'esame autoptico sulla 31enne romena doveva tenersi con la presenza di un consulente nominato dal 77enne. Cosa che non avvenne. La giurisprudenza su questo punto è chiara, aveva spiegato. La persona su cui esistono consistenti sospetti, per quanto non ancora indagato, ha il diritto di nominare un consulente che partecipi all'esame. Le motivazioni del GIP sono chiare. Quando venne condotto l'esame autoptico sulla 31enne, Battaggia non era coinvolto in quello che all'inizio sembrava essere un suicidio. Solo dopo è emersa la verità sulla morte della mamma rumena. Non solo, ma Battaggia al tempo non fu l'unica persona attenzionata dalle forze dell'ordine. Solo in un secondo tempo le indagini portarono all'accusa attuale nei confronti di Battaggia. Sono sorpreso del rigetto dell'istanza, ha detto l'avvocato Fabio Crea, ma non troppo, viste le conseguenze definitive che si sarebbero prodotte sul processo nel caso di dichiarazione di nullità dell'autopsia. Ma ciò che mi fa ritenere della correttezza della nostra visione è che tanto il pubblico ministero nel suo parere quanto il giudice nella sua ordinanza hanno omesso qualsiasi valutazione su tutta quell'attività di indagine compiuta nei confronti di Battaggia prima dell'autopsia, che avevo ben specificato proprio sulla base degli atti compiuti proprio dal pubblico ministero e su cui non vi è stata alcuna risposta. A Treviso si cerca di dare un volto alle 2 adolescenti giovanissime che hanno aggredito e picchiato una commessa lungo vicolo Avogari in pieno centro di Treviso e in pieno giorno. La sua unica colpa è quella di aver chiesto di poter passare con la bicicletta.
Violente senza scrupoli, si tratta di 2 o 3 ragazzine che hanno preso per i capelli una commessa, colpevole di aver chiesto di poter passare con la bici lungo via Avogari per andare a lavoro. Un'aggressione vista da commercianti e cittadini che ha sconvolto la comunità. Lei è stata aggredita perché non la lasciavano passare sulla via e quindi da non passi, a darci il telefono, il portafoglio. Colpita, secondo alcuni testimoni, anche con delle sedie di un bar, strattonate e poi rapinate di alcuni oggetti che aveva nella borsa, forse il cellulare. Erano 2 ragazze, in teoria, dai 14 ai 16 anni massimo, e con loro c'erano dei ragazzi che in teoria non c'entravano nulla. E quindi questo è quanto, l'hanno un po' strattonata per i capelli e diceva che le faceva male il collo. E questo è quanto, purtroppo queste cose succedono, non dovrebbero succedere, non tutti i ragazzi sono così e speriamo che la giustizia faccia il suo corso. Saranno visionate le telecamere di videosorveglianza per identificare le ragazzine violente che, quando hanno visto la gente accorrere, si sono date alla fuga verso Piazza Vittoria. Tutto è nato perché la giovane commessa aveva chiesto di poter passare con la sua bici per andare a lavoro. Mai avrebbe pensato ad una reazione tanto spropositata di questo gruppetto di ragazze. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini, sentendo anche i testimoni accorsi dopo aver sentito le urla della vittima, che ha riportato lesioni e abrasioni al collo e alle braccia. Una delle truffe purtroppo più in voga è quella dello specchietto. Era al volante della sua auto quando in via Roma Roncade si è avvicinato a un altro veicolo con l'obiettivo di chiedere un risarcimento fingendo di aver subito dall'automobilista un danno al proprio specchietto retrovisore. Ma in quel momento fortunatamente sul posto stava transitando una pattuglia dei carabinieri che, insospettiti dalla discussione in corso, sono intervenuti bloccando il possibile raggiro. I militari hanno denunciato per truffa il 22enne siciliano con precedenti di polizia specifici alle spalle. Le indagini continuano per accertare se l'uomo possa essere collegato a episodi simili che nelle scorse settimane erano stati registrati proprio a Roncade e a Preganziol. Parliamo adesso delle alluvioni che hanno colpito anche la Marca, la zona della Castellana tra maggio e giugno. Lo ricorderete a Castelfranco con l'Avenale, l'esondazione dell'Avenale. Oggi 17 sindaci del Padovano e del Trevigiano, in testa proprio Castelfranco, hanno siglato un patto, un documento, tutti insieme per chiedere allo Stato e alla Regione subito risarcimenti, perché sono tantissimi i danni subiti dai privati, e anche una velocizzazione delle operazioni per arrivare alle tanto richieste opere idrauliche. 40 milioni di danni solo per i privati cittadini di Castelfranco Veneto, più quelli al patrimonio pubblico. Gli allagamenti del 16 maggio e del 25 giugno hanno messo in ginocchio quasi tutti i comuni che si trovano lungo il Muson, a cavallo tra le province di Padova e Treviso. E così 17 sindaci, per la Marca oltre a Castelfranco, anche Asolo, Castello di Godego, Resana e Riese Pio X, si sono incontrati a Campo San Piero, dove, indossando la fascia tricolore per dare solennità al gesto, hanno firmato una lettera indirizzata a Ministero, Protezione Civile, parlamentari veneti e Regione, chiedendo con forza 2 cose. La prima, che vengano subito risarciti i cittadini che hanno subito danni enormi, per milioni, in molti casi si sfiorano i 100.000 euro a famiglia. La seconda richiesta è per i lavori di messa in sicurezza definitiva. Chiediamo che oltre alla somma urgenza vengano anche velocizzati, attraverso il commissariamento che è tipico dell'emergenza, altri lavori che sono necessari per la nostra messa in sicurezza. Nello specifico vasche di laminazione, cito quella di Spineda a nord di Castelfranco, lavori sugli argini e anche altri lavori lungo l'alveo. A Castelfranco nessuno dimenticherà mai la pioggia impressionante o Piazza Giorgione sotto a 50 cm d'acqua. Ogni qualvolta si vede una nuvola all'orizzonte di Castelfranco Veneto sale l'ansia, no? Perché l'imprevedibile è successo 2 volte e quindi non si può più parlare di qualcosa di imprevedibile. Bisogna lavorare per creare delle infrastrutture su tutta l'asta. E quindi io a nord stiamo lavorando e chiedo venga lavorato anche a sud, e non solo sul Muson ma anche su altri canali, su altri fiumi. Mi citano il Marzenego piuttosto che il Dese, in modo tale che l'Avenale possa scaricare le proprie acque lì e conseguentemente non caricare il Muson. Ora questi sindaci si troveranno a intervalli regolari per mettere pressione agli enti superiori e dare risposte veloci ai loro cittadini.
Proprio nei giorni in cui il tema autovelox è tornato in primo piano con le denunce a sindaci e prefetti per i dispositivi non omologati, l'abbiamo raccontato in questi giorni, il primo cittadino di Motta di Livenza, Alessandro Righi, va controcorrente e ha annunciato di aver reinoltrato la richiesta di installazione di 2 rilevatori di infrazione di velocità già richiesti nel 2016 e nel 2021 ma poi bocciati per risolvere la pericolosità dell'incrocio con la strada provinciale per Meduna, teatro di numerosi incidenti, l'ultimo lunedì scorso. In attesa di capire se arriverà il via libera per i 2 autovelox, comune ed ente competente sono al lavoro per trovare una soluzione che garantisca la sicurezza degli automobilisti. Sul tavolo un progetto per l'installazione di un semaforo ma anche la realizzazione di una rotatoria. Soltanto ieri abbiamo raccontato del bilancio delle vittime della strada nella Marca, 35 morti in 7 mesi, l'urgenza resta. La politica adesso, nello stesso giorno, sembra non essere un caso, al via la campagna estiva di Lega, di Fratelli d'Italia per spiegare ai cittadini i benefici dell'autonomia. Quasi un duello a distanza nel costante braccio di ferro tra gli alleati in vista delle regionali 2025. Gazebo da una parte con il colore verde del Carroccio, gazebo dall'altra sotto le insegne di Giorgia Meloni. Obiettivo: spiegare ai cittadini i benefici dell'autonomia. A pensar male si fa peccato, ma spesso si indovina, recita il vecchio adagio. E allora ai più maligni verrà un sospetto di fronte alla campagna estiva di Lega e Fratelli d'Italia, vista la concomitanza singolare. Nello stesso giorno in cui a Jesolo Alberto Stefani lancia l'operazione dei 200 gazebo, i primi nella località di Mare, poi a settembre in tutto il Veneto, Luca De Carlo fa lo stesso a Treviso, annunciando gli incontri con la cittadinanza intanto nella Marca e poi in tutta la regione. E se è vero che i meloniani puntano a spiegare anche le altre riforme del governo, premierato, fisco e giustizia, è altrettanto chiaro che quello con la Lega sembra l'ennesimo sgomitare per attribuirsi i meriti della legge Calderoli, magari pensando alle regionali 2025. De Carlo nicchia, ma non rinuncia alle precisazioni. Mi risulta che facciamo parte della stessa maggioranza, cioè quella maggioranza che ha approvato l'autonomia. Se poi io devo essere sincero del tutto, questa è la maggioranza governo Meloni che ha approvato l'autonomia, perché prima di maggioranze dove c'erano tutti le abbiamo già viste e nessuno ha portato a casa il provvedimento. Ma volete mettergli il cappello sopra dell'iniziativa? No, non abbiamo bisogno, lo dicono i fatti. E una stilettata la lancia anche all'alleato di centrodestra che più è sembrato tirare il freno negli ultimi tempi. Oggi tutte le forze devono andare in piazza, anche Forza Italia deve scendere in piazza a spiegare la bontà di quello che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto tutto con il governo di centrodestra, lo abbiamo fatto assieme, non l'abbiamo fatto l'uno contro l'altro. Semmai sono gli altri che devono andare in piazza a spiegare perché l'autonomia andava bene prima e non va bene adesso che l'abbiamo fatta noi. Intanto Stefani va avanti per la sua strada, rivendica la primogenitura dei gazebo e dell'autonomia in generale e attacca da PD e 5 Stelle una campagna di disinformazione in piena regola. Ecco perché quelli della Lega non saranno semplici azioni di volantinaggio. Saranno dei punti di incontro con rappresentanti istituzionali, quindi all'interno di queste realtà troveremo anche parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, segretari, persone che comunque conoscono il tema dell'autonomia e sono anche a disposizione dei cittadini per informare il più possibile. A rincarare la dose il capogruppo della Lega in regione Alberto Villanova. Il sostegno del PD Veneto e della CGIL al referendum per abrogare la riforma dell'autonomia è una pugnalata alle spalle dei veneti e rilancia: faccio un appello agli iscritti veneti di CGIL e Dem, restituite la vostra tessera, date un segnale alle lontane segreterie romane. Nel frattempo, alla lunga distanza, l'obiettivo del centrodestra pare quello di dare il via a una campagna di non voto nel caso il referendum abrogativo passasse tutte le vidimazioni del caso. Se non si raggiunge il quorum del 50% degli elettori, quindi se chi è contrario al referendum e quindi è a favore dell'autonomia non va a votare, per dirla in maniera molto semplice, il referendum non passa e quindi la legge sull'autonomia resta in vigore. È ovvio che anche da parte nostra serve una mobilitazione importante per spiegare l'utilità dell'autonomia e quindi in questo caso l'ipotesi di non andare a votare. E in un referendum abrogativo non andare a votare equivale a votare no, ma questa è tattica. A me interessa la strategia con la quale noi dobbiamo spiegare ai nostri cittadini la bontà di questa riforma e come pensiamo poi di declinarla sui territori. E il vertice di Fratelli d'Italia a Casugana è servito anche oggi per fare il punto su un'altra vicenda, tutta trevigiana. La polemica continua tra l'assessore meloniano alle attività produttive Rosanna Vettoretti e i commercianti. Ha sentito il sindaco per il caso Vettoretti?
No, perché è una questione amministrativa, non è una questione politica. L'aria, ma più probabilmente le ferie d'agosto, hanno sopito le polemiche tra commercianti e assessorato alle attività produttive sulle iniziative promozionali per Treviso. Ma il caso Mom, con la corriera dalla città per il centro commerciale di Noventa di Piave e dal punto di vista degli esercenti un numero limitato di eventi che non stanno aiutando gli acquisti in centro storico, covano sotto la cenere dopo le polemiche infiammate sia ad aprile che a luglio, in particolare dalle associazioni di commercianti Veneto Imprese Unite e Rivivere Treviso. Critiche pronte a rinfocolarsi con il ritorno settembrino, anche se il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia blinda l'assessore Rosanna Vettoretti. L'assessore sta lavorando ormai da un anno, è ovvio che non si possono accontentare tutti, è ovvio che qualcuno non sia soddisfatto perché in questo periodo non solo a Treviso ma anche in altre realtà ci sono casi simili, è ovvio che quando uno amministra può scontentare qualcuno, è ovvio però che noi siamo a disposizione sempre per confrontarci. Confronto che avverrà quasi sicuramente con l'autunno e con i commercianti che nel frattempo stanno affrontando un altro storico problema del centro di Treviso, la convivenza tra residenti e attività che tengono aperto fino a tarda serata. Quello che con FIPE stiamo cercando di fare è un tavolo, è una sorta di organo di mediazione tra quindi questi residenti e questi pubblici esercizi al fine di preservare l'obiettivo principale dell'esercente, che è quello sostanzialmente di dare anche un bene collettivo oltre che un'attività specifica. E fa pensare non poco che a questo tavolo non ci sia il comune, altro segnale da parte delle attività produttive che non può non far riflettere Cassogana. Per questo il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia rilancia con un'altra proposta ai commercianti. Organizzerete un momento d'incontro? Assolutamente, se loro riterranno opportuno che questo incontro si possa fare, noi siamo a disposizione, a partire proprio dal senatore, per cercare di confrontarci, per cercare di ascoltare e per cercare appunto di trovare delle soluzioni. Il senatore Luca De Carlo, presidente della commissione per cercare di ascoltare e per cercare appunto di trovare delle soluzioni proprio che vadano incontro alle esigenze dei commercianti. Allora, pochissimi istanti di pubblicità, davvero pochi, restate con noi perché fra poco andiamo da Giancarlo Gentilini. Rieccoci in diretta ai telegiornali di Treviso, 95 anni e non sentirli è il traguardo raggiunto da Giancarlo Gentilini, come vedete in queste immagini. Oggi è compiuto gli anni, ieri sera è stato festeggiato dagli alpini, dai suoi alpini del gruppo Città di Treviso con un brindisi e un momento conviviale nel quale appunto c'è stata questa festa con il cappello alpino immancabile per Giancarlo Gentilini, ma questa sera alle 21 c'è la puntata speciale della nostra storia con Giancarlo Gentilini nella casa di Gentilini per raccontare il traguardo ai 95 anni. Allora noi facciamo così, un piccolo antipasto in diretta, siamo qui e c'è Lucio Zanato che è proprio a casa di Giancarlo Gentilini. Buonasera Lucio, buonasera a Gentilini. E auguri. Sì, ovviamente. Buonasera. Ovviamente auguri, Sindaco, tanti auguri intanto per i 95 anni. Qui è tutto pronto, stiamo finendo di montare le telecamere, è tutto pronto nel senso che il nostro ospite, anzi noi siamo ospiti suoi, il nostro protagonista è già pronto, io ho già portato le bretelle ma chiaramente mi vesto più tardi. Abbiamo una serata molto importante, però intanto innanzitutto Gentilini, quanta gente l'ha chiamata da questa mattina? Hanno cominciato alle 6:30 di questa mattina e fino adesso 3 telefoni, tutti e 3 sempre sotto carica, assolutamente una cosa eccezionale. È la dimostrazione di un affetto particolare, prescindendo da inflessioni politiche, ma soltanto ha trionfato e trionfa l'uomo Gentilini Giancarlo. È importante perché è un punto di riferimento per tanta gente che non ama essere inquinata da inflessioni
politiche. Ecco appunto, l'uomo Giancarlo Gentilini noi lo racconteremo dalla nascita, cioè quel 3 agosto del 1929 fino ai giorni nostri, quindi vedremo delle immagini straordinarie degli archivi di Antenna 3 e non solo, anche di Rete Veneta, e poi naturalmente commenteremo con il protagonista e non solo. Però noi sappiamo che c'è una cosa per cui Gentilini va particolarmente orgoglioso, che vedremo questa sera, un piccolo anticipo. Vi posso dire, carissimi cittadini, che il PUT è stata la carta vincente perché c'è stato un cambiamento epocale. Io ho cambiato la viabilità millenaria e quindi adesso vi posso dire che tutti quelli che incontro mi dicono: signor Sindaco, per fortuna è venuto lei e ha fatto quello che doveva fare. Il PUT è un segno di civiltà che tutti gli altri forse non avevano capito, ma lei, che è un pragmatico, lo ha subito capito e applicato. Ecco, siccome siamo pragmatici, andiamo in onda alle 21, non possiamo tenere ancora la linea, però chiamiamo anche la sua signora, la signora... avanti, eccola qua. Ecco qua, ecco qua, Maria di qua, eccoci qua, noi ci mettiamo in mezzo. Ecco qua. Allora, Maria, tutto pronto? Abbiamo anche la torta? Certamente è quella la cosa più importante, o no? Ecco, allora, avete visto? Mettiamo giù le telecamere, ringraziamo anche Francesco Ceron che farà la regia da remoto con questa nuova tecnologia e io restituisco la linea allo studio, pronto a riprenderla dalle 21 in diretta con Antenna 3, ma soprattutto con questa straordinaria coppia. Ecco, e non mancate, mi raccomando, cittadini, perché è un tuffo nel passato della città di Treviso. A te la linea, Nicola, grazie. Grazie davvero Lucio Zanato, grazie a Giancarlo Gentilini e alla signora Maria, quindi ore 21 da non perdere. Noi adesso invece parliamo del Prosecco. Presidente Adami, situazione della DOCG a valore e a volumi. Allora, Conegliano Valdobbiadene sta cedendo qualche punto. La produzione si prevede buona. E oltre che al 24.500 ettari che è la denominazione, abbiamo aggiunto quest'anno un attingimento straordinario di 3.900 ettari. I volumi bene, continua la crescita, i dati ci danno ancora, ci confortano, più 15,6 7 mesi su 7 mesi. E questa è la fotografia del mondo Prosecco oggi. E se i dati di Nomisma, con quel 152% in più di richieste in Russia e l'affacciarsi di un mercato sconfinato come quello indiano, confermano ancora nuovi traguardi per il settore, una riflessione va fatta sulle differenze economiche tra le tre anime di questo vino, che, è bene ricordarlo, sta dando fiato non solo al settore primario, ma anche al secondario e al terziario della Marca del Veneto. Ed è stato questo il cuore della discussione di ieri sera tra i tre presidenti organizzata dalla CIE di Treviso, dove univoca è stata la volontà di convergere verso un'unica promozione internazionale che faccia comprendere al consumatore le diversità tra le produzioni e quindi il maggior valore della collina, indispensabile per evitare che le bancole si trasformino in cumuli di rovi. Riconosciamo a Conegliano Valdobbiadene maggior valore immateriale, possiamo dirlo così, sì, e aiutiamoli a comunicarlo anche attraverso di noi, vuol dire riconoscerci. Lì possiamo fare delle strade importanti, perché la grande quantità ti permette grandi investimenti, la quantità minore però di grande valore ti permette di far sì che tu possa dire c'è un prodotto top. Una visione possibile secondo il presidente Guidolin. Noi siamo disponibili a un dialogo, a lavorare assieme e a contribuire in quota parte con il nostro consorzio. Quasi una scelta obbligata vista la nuova legge sulle indicazioni geografiche che impone ai consorzi di produzione di fare sistema. Lei è sufficientemente giovane per aver visto 1000 volte questi tre consorzi cercare di dialogare assieme. Questa sarà la volta buona. Io credo che siamo a un punto di svolta. O iniziano a dialogare o può iniziare un percorso di criticità. Il traffico da Bollino Nero confermato. Il primo fine settimana di agosto ha fatto registrare un più 4% di uscita ai caselli rispetto allo stesso sabato di un anno fa.
Il temuto ingorgo con tanto di imbuto e le immancabili code fino a 3 chilometri registrati già a partire dalle 11, prima lungo l'asse di competenza di CAV, cioè in A4 da Padova Est nel tratto con il bivio di Dolo verso Mestre e nell'innesto con i veicoli provenienti dalla 13 direzione Trieste. Poi intorno all'ora di pranzo verso le 13 il secondo stop con il lungo serpentone di auto con code fino a 5 chilometri lungo l'asse orientale da Portogruaro fino alla barriera di Trieste nel tratto di competenza di Autostrade Alto Adriatico. Mulino Nero confermato, già alle 14 c'era una tendenza in aumento anche di traffico rispetto all'anno scorso del 4%. Abbiamo avuto coda ai caselli, siamo arrivati a 4 km al casello di Lisert. Anche lungo l'arteria tra San Donà e Portogruaro ci sono state delle code a tratti e al nodo di Palmanova. Flussi intensissimi come da previsioni di turisti diretti verso le spiagge, Jesolo, Caorle, Bibbione, Lignano e Grado, ma anche verso le coste della Slovenia e della Croazia. E domenica prevista la replica per una giornata contrassegnata da bollino rosso, sempre a partire dalla 4 in direzione Trieste. In questo caso la previsione è di circa 160.000 transiti. Abbiamo gli strumenti per prevedere questo traffico anche guardando i dati storici. Adesso andiamo nel Bellunese. Per parlare di dispersione idrica in primo piano in Veneto, pensate, ogni giorno si perdono 740 milioni di litri di acqua da utilizzare per usi civili come l'acqua potabile, insomma non arrivano ogni giorno questa quantità di acqua nei rubinetti, una dispersione idrica dovuta anche al cattivo stato di salute delle tubazioni, ma non solo. L'allarme della CGA di Mestre e la maglia nera in Veneto va alla provincia di Belluno. Belluno, fanalino di coda in Veneto per quanto riguarda la perdita dell'acqua nelle tubazioni pubbliche. Tra i 7 comuni capoluogo di provincia, in quello montano, il 64,2% dell'acqua immessa in rete non arriva ai rubinetti delle utenze presenti in città. A fronte di 678 litri d'acqua giornalieri per abitante immessi nella rete, 435 si perdono per strada. Tra i 109 comuni italiani monitorati in questo approfondimento, Belluno si colloca addirittura al 10° posto. In Veneto si disperde oltre il 42% dell'acqua che viene immessa nella rete. È uno spreco che non possiamo più permetterci. Per efficientare la rete idrica regionale bisogna aggiustare le tubazioni, ammodernare il sistema irriguo nel settore agricolo e aumentare la depurazione delle acque reflue da riutilizzare nel sistema produttivo. Grazie al PNRR abbiamo a disposizione oltre 5 miliardi di euro da spendere a livello nazionale per mettere a terra tutti questi interventi. Dobbiamo fare presto e bene. Il futuro dell'agricoltura e di molti settori produttivi del Veneto ad alta intensità di utilizzo dell'acqua sono fortemente a rischio. Secondo i dati riportati dall'ufficio studi della CGA, la dispersione è riconducibile a più fattori: alle rotture presenti nelle condotte, all'età avanzata degli impianti, agli aspetti amministrativi dovuti a errori di misurazione dei contatori e agli usi non autorizzati, fino alla presenza di fontanili nei centri urbani, soprattutto nelle zone montagna, che possono dar luogo ad erogazioni irresponsabili di elevate perdite. Restiamo per il tema di acqua, ma è un altro fronte, decisamente un altro fronte. Parliamo della diga del Vanoi e la battaglia contro la diga del Vanoi. Alla Monna il via una raccolta firme contro il contestato progetto. 10.000 firme da raccogliere entro ottobre. Questo è l'obiettivo a cui si è dato il via oggi con un gazebo, cui la gente affluiva ininterrottamente per aderire all'iniziativa promossa dal Comitato per la difesa del torrente Vanoi e delle acque dolci. Facciamo questa raccolta per fermare il progetto della diga Vanoi, che per noi è assolutamente deleterio, e speriamo che si fermino. Roma e Venezia sembrerebbero volere la diga per raccogliere l'acqua da distribuire in estate per l'agricoltura in pianura, tutti indistintamente contrari nelle terre alte, in Veneto come in Trentino Alto Adige. La speranza è quella che questa opera si possa fermare, si possano soprattutto trovare, che ci sono già a utilizzare direi più che altro, soluzioni alternative,
con un minor impatto, con un minor costo e che quindi possano soddisfare sì le esigenze della pianura, però senza intaccare l'ecosistema montano. L'infrastruttura costerebbe intorno ai 150 milioni di euro e dovrebbe permettere di trattenere 33 milioni di metri cubi d'acqua, o forse, stando alle ultime ipotesi, solo 20. Ci siamo accorti che non solo la gente di montagna è contraria a questo progetto, ma anche la gente di pianura. Oggi è il primo giorno che ci siamo messi e moltissima gente sia di Bassano che di Padova, che di Treviso e anche di Venezia si è fermata e ha firmato contro la diga. Nel momento in cui la gente conosce le nostre problematiche, capisce che è un progetto che non va fatto. Le firme, una volta terminata la raccolta, verranno mandate a tutti, dal Presidente della Regione Veneto a quelli del Senato, della Camera e della Repubblica, ai Ministeri dell'Ambiente, dell'Agricoltura e delle Infrastrutture, alle province e altri enti potenziali interlocutori in questa complessa vicenda. A Feltre ormai contro la rovescia per il palio, domani dalle 15:30 la tradizione sarà in diretta proprio su Antenna 3 e per l'occasione ve lo ricordo il telegiornale di Treviso andrà in onda dopo l'evento quando sarà finito il palio di Feltre. Il palio è tradizione, ma al quinto palio vissuto da presidente quali novità? Certamente tante novità, anche se manteniamo quello che è lo spirito e il formato della tradizione, che da 45 anni, giova ricordare che questa è la 45esima edizione, è un appuntamento centrale per Feltre. È contro la rovescia per i momenti più salienti del palio. Dopo la cena dei quartieri di ieri sera funestata dal tempo, si scrutano le previsioni per domani quando, dalle 15:30 in poi, la manifestazione verrà trasmessa in diretta dai nostri canali. Il palio sono emozioni, adrenalina, coinvolgimento dedicate a tutti. Sono tantissime le attività che proponiamo per i ragazzi, per gli adulti, con diversi tagli, un approfondimento culturale, storico, appunto le gare, la parte di ristorazione. Un divertimento aperto a tutti in una cornice architettonica e naturale magnifica come quella della nostra città. La manifestazione, ripresa nel 1979, si concluderà domani con le 2 gare in Pra del Moro. Prima il tiro alla fune, poi la spettacolare e attesissima corsa dei cavalli. Una gara di alto livello che cerchiamo di svolgere con la massima attenzione alla salute dei cavalli. Sono terminate da poco le visite veterinarie con una commissione veterinaria di altissimo livello, proprio perché cerchiamo di fare tutto nella massima sicurezza per il pubblico e per gli equidi. Allora, domani alle 15:30 il palio di Feltre in diretta, seguitelo perché è davvero uno spettacolo. Al termine dell'evento, insomma, sarà lungo, ci sarà poi il telegiornale di Treviso. È tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.